L'irreparabile è accaduto. Lorenzo Viviani è stato a Vibo Valencia, signore e signori, in pellegrinaggio in Terra Santa. Amiche, amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, in versione provvisoriamente balconata, poi dopo rientriamo. Balconata addirittura. Sì, perché oggi c'è stato un po' di cantiere qui. Insomma, per questa puntata di oggi, lunedì 30 settembre dell'anno del Signore 2024, saluto in regia Lawrence Dumbria e il nostro Andrea. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, che è diventato anche un giornale online, mi raccomando, seguitelo. Fesso chi non legge radiolibertà.net, dove potete trovare liberamente il nostro direttore Giovanni Sallusti, oppure ancora le videopillole, Vittorio Feltri, i giornali visti da Giulio Cainar, che chi più ne ha più ne metta. Ma adesso, signore e signori, dopo aver ascoltato i Rem, Shiny Happy People del 1991, abbiamo una persona che è shiny, splendente, happy, addirittura happy. Eccolo qua, happy. Lorenzo Viviani. Buonasera. Che buonasera cacchio sei andato a fare a Vibo Valencia? Buonasera intanto a tutti i radioascoltatori e naturalmente ai tecnici in regia. Sono venuto qua a Vibo, in terra Danna, in terra Santa Danna, dove ho omaggiato l'amico Danna baciando il suolo appena sceso dalla macchina, per insegnare, faccio dei corsi, diciamo, a dei ragazzi in giro per l'Italia. Non so se ne avevo già parlato in radio, no? Cerchiamo di dare degli insegnamenti, soprattutto in queste strutture. Ero all'Enrico Gagliardi qua a Vibo, dove si tratta naturalmente di un istituto alberghiero, quindi si cerca di dare delle informazioni sulle specie povere ittiche, sulla sostenibilità della pesca, far conoscere cosa vuol dire il mondo della pesca, come scegliere le specie più sostenibili. Che specie più sostenibili vuol dire riuscire ad allargare gli orizzonti del mondo della pesca e non limitarsi a quelle 6 o 7 specie ittiche che siamo abituati a consumare. Quindi tanti argomenti. Naturalmente gli ho fuso il cervello a questi poveri studenti, perché sai, Anto, che quando io comincio a parlare di queste cose non la finisco più, quindi mi devono tagliare, perché poi ho un amico dietista con cui facciamo questo giro a livello italiano, che ogni tanto mi dice, mi fa proporzione di tagliare, perché sai, poi comincio a parlare del salmone che arriva dalla Patagonia, quello fatto purtroppo in Patagonia, richiama sempre sembra un salmone che arrivi da delle acque meravigliose. No, viene da fuori dal suo reale, perché quello boreale viene da degli allevamenti ultra intensivi e di pessima qualità. Quindi terrorizzo poverini, questi poveri ragazzi che non si avvicineranno più a un banco del pesce. Detto questo, Calabria meravigliosa, perché poi sono riuscito a andare a Vibo Marina a salutare qualche amici. Ho trovato degli amici, delle tonnare di Salerno, degli amici, quindi un'imbarcazione bellissima, e sono anche andato a Tropea, a far parentesi, quindi bellissima Tropea. La chiesetta, non so se l'hai mai vista a Tropea, sei mai stato a Tropea? No, figurati, qualche volta di straforo, guarda. Io sono sempre affezionato alla Liguria e penso che sia il posto più bello del mondo, ma mi devo ricredere, perché c'è dei posti altrettanto belli. Santa Maria dell'Isola, sei andato su? Santa Maria dell'Isola, no, non sono andato su, l'ho vista da sotto, non me la sono sentita, anche perché dopo un pasto calabrese, dopo un pranzo calabrese, che doveva essere, diciamo, un toccata e fuga, mi hanno portato, tra parentesi, un amico, no? Che hai mangiato? Ho mangiato una pasta, così tanto ho mangiato una pasta ai frutti di mare. Ho mangiato un pasto buonissimo, fra parentesi, però mi diceva questo mio amico, andiamo in questo posto, guarda, c'è stato Cannavacciuolo. Io dico, vabbè, c'è stato Cannavacciuolo. Mangio buonissimo, è tutto un piattone pieno di roba, e roba soprattutto fresca. Mi dice, di nuovo questo mio amico, guarda, c'è stato Cannavacciuolo. Poi mi è venuto in mente, ragionavo, no, con la rotellina del cervello, e pensavo, ma Cannavacciuolo fa anche il programma sulle cucine da incubo, no? E trova di tutto e di più. E naturalmente io sono riuscito naturalmente lui mi ha sponsorizzato questa cosa, e io poi sono andato a cercarmela, e Cannavacciuolo c'è stato in cucine da incubo. Comunque ho mangiato bene, si vede che ha fatto il suo effetto la presenza dello chef, insomma. Poi mi dici qual è il locale in separata sede.
Adesso dove ti trovi? In quell'immagino di Lamezia Terme all'aeroporto? Dove vai adesso? Assolutamente sì, si ritorna su Roma. Spero di riuscire a rientrare su Genova, perché Ita mi ha fatto la simpatica scherzetto che mi aveva fatto anche un tanto tempo fa, anche se ho comprato il biglietto praticamente 2 mesi fa, sono in lista d'attesa perché in overbooking io si vede che sono proprio l'ultima ruota del carro, quindi si vede che hanno venduto più biglietti di quelli che avevano sull'aereo, quindi spero di non dover dormire in aeroporto e quindi di poter tornare a casa. Dai, coraggio. Senti, diciamo così, ecco, in tutto questo, alla fine della fiera, venerdì quindi sarai come sempre presente per quanto riguarda il nostro Criso microfonato chilometro Zoom. Che cosa ti porti, sì. che cosa ti porti da questa esperienza calabra? Vabbè, ma io sai che sono di casa qua, cosa vuoi? Io insomma vivo Marina, vivo Valencia, non c'ero mai stato, diciamo, a quella un po' più sui monti. Vibo Marina sono stato già tante volte. Vibo Marina è frazione, quindi. Sì, posti meravigliosi con tanto da fare, perché la Calabria è sempre bellissima, è sempre di un verde quasi sfavillante, anche se siamo al sud, però insomma un entroterra che è meraviglioso, bellissimo al mare, sarebbe tanto da lavorare. Secondo me può dare ancora tanto. Sì. Non so se sei d'accordo con me, insomma, potrebbe dare molto di più. Ampiamente d'accordo con te, guarda, ampiamente d'accordo con te se solo ci fossero le condizioni. Le condizioni sono niente mafie e poi per il resto il lavoro state tranquilli che la voglia di lavorare viene da sé. Comunque la cosa che lascio ai radioascoltatori, anche perché ho divagato un po', poi oggi non è il mio giorno, vedi che mi senti un po', non è il venerdì, io sono un tipo da venerdì in radio, però ecco, ti dico la cosa che è un po' sorprendente, soprattutto, guarda, io con questa iniziativa andrò anche a Trento, quindi andrò a Potenza, quindi in posti magari un po' più lontano dal mare, anche se ormai diciamo l'Italia, anche diciamo su un rifugio del Monte Bianco conoscono sicuramente i piatti di pesce con 8.000 km di coste che abbiamo. Però ti posso dire che la cosa che è un po' che mi lascia perplesso è che arrivare a Vibo e un alberghiero che si affaccia sul mare e trovarmi con i ragazzi che non sanno assolutamente nulla dei prodotti ittici, che mi sanno dire solamente 3 specie, dal branzino all'orate, e non conoscono la moltitudine, centinaia di specie che si possono consumare, secondo me vuol dire che lavoro ce n'è ancora tanto da fare. Abbiamo perso tanto le nostre tradizioni culinarie. Io vi saluto e ci sentiamo venerdì, va bene? Grazie, perfetta. Ciao venerdì e grazie. Adesso qui Parlamento con l'onorevole Daisy Pirovano. Vediamo un po' se ci siamo. Ci sono, buonasera a tutti. Oh, buonasera onorevole. Allora, stasera parliamo invece di montagna con lei. Bentornata. Esatto, grazie mille. Sì, da brava bergamasca, anche se sono donna di pianura, ma abito ovviamente vicino alle nostre splendide montagne, ho avuto il piacere di lavorare con assiduità negli ultimi mesi assieme ai colleghi ovviamente della Commissione del Senato, ma anche e soprattutto col Ministro Calderoli, che ha portato avanti e poi ha presentato nella nostra Commissione proprio il disegno di legge sulla montagna, che abbiamo già approvato in Commissione prima della pausa estiva, quindi proprio i primi di agosto, e che ha avuto già l'ok anche dalla Commissione del Bilancio proprio pochi giorni fa, quindi con l'auspicio che presto arrivi in aula. Magari vi racconto un pochino di cosa si tratta, così chiariamo un pochino qual è la strategia. Ecco, perché è una legge molto importante, è una legge quadro e è la nuova strategia sulla montagna, quindi diciamo non è una legge come tutte le altre, ma è una legge che vuole inquadrare tutte le proposte principali e iniziative, oltre che i fondi ovviamente, perché servono i soldi per poter portare avanti queste misure per lo sviluppo e la tutela della montagna che ricordiamo è
tutelata, la sua tutela è già prevista in Costituzione, perché pensate un po' che la Costituzione italiana è una delle pochissime che prevede, insieme a quella spagnola e a quella svizzera, che prevede proprio, che cita la montagna al suo interno, perché la tutela e la promozione e lo sviluppo economico della montagna sono importanti, oltre che ovviamente per garantire che non si spopolino questi territori e che ci sia uno sviluppo economico, ma sono proprio considerati come un obiettivo di interesse nazionale, perché la crescita economica delle nostre montagne, di tutte le nostre montagne, economiche e sociali ovviamente, ha un'importanza fondamentale anche per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, se ne parla tanto ultimamente per fortuna, degli ecosistemi, delle risorse naturali e anche per quanto riguarda la salute. Quindi ci sono diverse misure che sono adesso io non entro troppo nel dettaglio perché sarebbe complicato in così pochi minuti, però ci sono 200 milioni previsti dal Fondo per la montagna, quindi il FOSMIT, che è stato creato proprio con una legge di bilancio dal 2022, è stato implementato arrivando a 200 milioni, che andranno a sostenere da una parte le misure di questa legge, dall'altra parte la spesa verrà concordata assieme agli enti locali, quindi regioni, province e comuni, per capire poi come spenderli al meglio. Ci sono misure fondamentali che andranno a applicarsi a quelli che saranno poi definiti come i veri comuni di montagna, perché ci sarà una razionalizzazione delle risorse, verranno individuati in base ai criteri tecnici quali sono i veri comuni di montagna e poi all'interno di questi comuni di montagna quali di questi comuni, in base alla tipologia, non so, il paesino delle nostre montagne non ha le stesse problematiche socio-economiche di Cortina, per capirci, giusto per fare un esempio su tutti. Quindi ogni comune è a sé, ha delle caratteristiche diverse, delle problematiche diverse. Quindi ci sarà questo elenco di comuni e a questo elenco di comuni verranno applicate le misure di questa legge, che verranno poi costantemente monitorate annualmente. Per la sanità faccio degli esempi su tutti per capire quanto è concreta questa legge, che è stata anche migliorata attraverso tantissimi emendamenti che sono stati approvati in commissione, circa una novantina, di cui ben 30 delle opposizioni, quindi insomma è stato fatto un gran lavoro di commissione. Sulla sanità, per esempio, un aumento dei punteggi per le attività, ovviamente parliamo delle professioni sanitarie, nei concorsi, sia per il raggiungimento di posizioni apicali nel momento in cui tu hai lavorato in comuni montani. Dico sempre le cose molto in modo generico senza entrare nel dettaglio. Sempre per le professioni sanitarie dei crediti d'imposta per la locazione o l'acquisto di immobili. Per quanto riguarda invece la scuola, molto simile a quanto già raccontato sulla sanità, quindi dei punteggi aggiuntivi e un aiuto, un credito d'imposta per la locazione o l'acquisto di immobili in comuni di montagna. Un occhio di riguardo per quanto riguarda, che è strettamente collegato con lo sviluppo economico, con il lavoro, eccetera, l'imprenditoria, il problema della digitalizzazione, quindi il problema che hanno i nostri comuni di montagna per la connessione sia per internet che per la telefonia mobile, quindi anche lì delle risorse per questo. Un occhio di riguardo molto importante per la valorizzazione dei pascoli e dei boschi anche ai fini ambientali. E altra cosa molto importante, perché ricordiamoci che chi garantisce che le nostre montagne siano ancora tutelate con tutte le difficoltà del caso e fanno un lavoro immane, sono i nostri agricoltori, i nostri silvicoltori, che avranno anche qua, grazie a queste misure, un credito d'imposta per le loro attività, con un occhio di riguardo per i rifugi e le professioni di montagna, e un credito d'imposta previsto anche per le imprese giovani, quindi diciamo chi non ha ancora compiuto i 41 anni di età, e agevolazioni fiscali anche per le giovani coppie per l'acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni. Una cosa molto importante che è stata fatta proprio grazie a un emendamento della Lega in commissione e che non era prevista nel testo iniziale, diciamo, è quella che riguarda proprio un aiuto alla natalità, ovvero la possibilità per chi ha in modo naturale, diciamo, chi un figlio naturale, un figlio adottato,
che poi dovrà essere registrato all'anagrafe della popolazione residente di un comune di montagna sotto i 5.000 abitanti, e di avere un contributo per ogni figlio con un massimale che per il momento è stato stabilito in 5 milioni di euro annui. E altre iniziative molto importanti nelle varie misure che ho già elencato per i comuni che hanno delle minoranze linguistiche. Insomma, ho fatto una panoramica veramente generale senza entrare troppo nel dettaglio, ma è la prima volta che c'è una vera e propria strategia per la montagna, perché è importante, oltre a prevedere delle misure ad hoc garantendo che questi comuni non si spopolino, perché è importante far arrivare gente nuova, ma anche non far andare via chi c'è già, chi ha già fatto tanta fatica per rimanere nei nostri comuni di montagna, che sono preziosissimi per il nostro paese, anche, come dicevo poc'anzi, ai fini ambientali, perché una montagna vissuta è una montagna più sicura, quindi si fa tanta più fatica in montagna rispetto che in pianura, e forse la gente di pianura ha dato troppo per scontato il grande lavoro che fa la gente di montagna. Quindi una razionalizzazione delle risorse con un elenco chiaro di quelli che sono i comuni montani del nostro paese e delle misure ad hoc. Poi ogni anno si potrà, attraverso il monitoraggio, verificare quanto cuba una misura, quanto cuba l'altra, quindi quanto si deve spendere, magari sperando che si possa aumentare poi questo fondo. Però è la prima volta dopo tanti anni che si mette mano in modo così serio alla montagna e con delle misure così importanti, e ringrazio ovviamente anche tutti i colleghi di maggioranza e minoranza della prima commissione, perché hanno fatto un grandissimo lavoro anche nella parte degli emendamenti. Senatrice, senta, io le volevo chiedere una cosa in particolare. E gli ospedali di montagna, che in passato sono stati anche oggetto di discussione, perché per esempio io ricordo da me in Calabria li volevano chiudere praticamente quasi tutti, perché si diceva no, stanno in montagna, poco personale, troppi costi, meglio tagliare. Ecco, gli ospedali di montagna... Sono state fatte delle scelte un pochino infelici, perché quando c'era da tagliare purtroppo ci sono andati a fare dei tagli senza considerare, ma l'ospedale, lei parla dell'ospedale, che è una cosa fondamentale, ma pensiamo anche alle scuole, perché all'interno, adesso non ne ho parlato, ma all'interno di questo provvedimento ci sono anche delle misure specifiche per le scuole, sia per quanto riguarda la formazione superiore universitaria, sia per quanto riguarda il numero degli alunni per tenere aperta una scuola dell'obbligo, diciamo, scuola dalla materna alle scuole medie. Però dentro qua, come ho detto, non riesco ovviamente a entrare nel dettaglio di tutto, però non è ovviamente una legge che va in un baleno a risolvere tutti i problemi, ma è la dimostrazione, proprio anche riguardo a quello di cui parlava degli ospedali di montagna, è la dimostrazione che si comincia finalmente, dopo qualche tentativo ovviamente che è stato fatto negli anni, perché non è che non si è mai fatto nulla, assolutamente, però si è provato con la legge del 94, ma non ha dato i frutti sperati, però si comincia ad avere un occhio di riguardo e si comincia a cambiare la prospettiva, ingloba tutto, ovviamente ingloba anche poi l'annoso problema degli ospedali in montagna. Quindi mi auguro che sia un ribaltamento della prospettiva e si cominci seriamente a considerare la montagna come un valore e non come un territorio semplicemente da tutelare. Cioè è da tutelare, ma con questa legge si cerca di fare in modo che sia la montagna, quindi la gente di montagna, attraverso le misure date dallo Stato, dal governo, ad aiutarsi, quindi si aiuta la montagna ad aiutarsi, perché la gente di montagna sa molto meglio della gente di pianura che cosa gli serve per poter vivere meglio, ma ha bisogno ovviamente di un aiuto da parte del legislatore. Ecco, per decidere chi è competente in materia, che mi sembra la scelta sempre più giusta da adottare in questi casi. Senatrice, grazie del suo tempo e il piacere di ritrovarla presto. Grazie a lei, grazie mille, buonasera a tutti gli ascoltatori. E allora, sigla, pausa e poi The Clash, Rock the Casbah, 1982, tra poco.
Qui Parlamento. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ecco, e con il fragore di un jet di una nota low cost che sta atterrando a Malpensa, siete sempre alle 18:37 minuti e 17 secondi in diretta qui sulle magiche onde di Radio Libertà per questa puntata balconata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Voglio salutare anche i nostri ragazzi in regia, Lorenz Dumbria e Andrea, che mi permettono di proiettarmi fino a voi. Allora, voi avete ascoltato i Clash. A proposito, diamo i nostri come si dice, le nostre coordinate: 340-670-9659 se volete mandare le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, oppure 0292947222 se volete intervenire attraverso quel magnifico strumento ideato da Antonio Meucci che sarebbe il telefono. Avete ascoltato i The Clash con Rock the Casbah del 1982, pezzo che peraltro narra la leggenda, che poi leggenda non è, è stato
se non sbaglio è stato messo alla radio dell'esercito americano quando è cominciata l'invasione dell'Iraq nella prima guerra del Golfo, quando la coalizione alleata ha attaccato. Il primo pezzo che è stato mandato in onda alla radio è stato proprio questo dei Clash, Rock the Casbah del 1982. Allora, perché Rock the Casbah? Perché c'è un paese che The Casbah la sta roccheggiando e non poco, ed è Israele, che sta colpendo senza pietà il Libano. Per la precisione batte ora la BBC questa notizia. Israele ha detto agli Stati Uniti d'America che pianifica di lanciare un'incursione terrestre limitata all'interno del Libano, in particolare mentre le forze armate israeliane prospettano questa azione. Il vice capo di Hezbollah dice di essere già pronto per rispondere all'offensiva di terra israeliana. Questo è il primo discorso che viene tenuto da un funzionario di alto grado di Hezbollah, da quando appunto Israele è riuscito ad uccidere il leader Hassan Nasrallah. Questo vice, Naim Qassem, dice che la battaglia potrebbe essere lunga. Le fonti ufficiali dicono che in Libano per ora ci sono stati 1.000 morti e fino a 1 milione di persone potrebbero essere sfollate. Ma adesso mi dicono che c'è una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, dimmi tutto. Un saluto noblesse oblige, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, monsieur. Vai pure che siamo un po' serrati coi tempi. Il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna su Radio Libertà da Talk Radio, il punto di Michele Caruso. Conferenza stampa di Papa Francesco durante il volo di rientro dal Belgio al termine del suo viaggio apostolico. Tra i temi affrontati dal pontefice con i giornalisti a bordo: il Libano, la striscia di Gaza, lo scandalo della pedofilia, l'aborto, i migranti. La difesa deve essere sempre proporzionata all'attacco. Quando c'è qualcosa di sproporzionato si fa vedere una tendenza dominatrice che va oltre la moralità, ha denunciato. Un paese che con le forze fa queste cose, parlo di qualsiasi paese, che fa queste cose in un modo così superlativo, sono azioni immorali to cure. Ha mosso anche un accusa a questa guerra, ce n'è una di tanta moralità da custodire. La guerra è immorale, ma le regole di guerra implicano qualche moralità, ma quando questo non si fa si vede noi, diciamo in Argentina, il cattivo sangue. E poi passa anche alle vittime degli abusi che hanno bisogno di cura, abbiamo la responsabilità di prenderci cura degli abusati, alcuni hanno bisogno di trattamento psicologico ad hoc, aiutarli a questo anche, dunque dobbiamo prenderci cura delle persone abusate da infanti, anche nel mondo della Chiesa, e punire gli abusatori, perché l'abuso non è un peccato di oggi che domani forse no. È una tendenza, una malattia psichiatrica e come tale va trattata, e per questo dobbiamo metterli in trattamento e controllarli. Non si può lasciare un abusatore libero così, con una responsabilità nelle parrocchie e nelle scuole. Ha detto ai vescovi belgi di non avere paura di andare avanti, la vergogna è coprire. E poi vado a concludere anche sui medici che si prestino alle pratiche di aborto, sono dei sicari. Le donne hanno diritto alla vita propria, alla vita dei figli. Non dimentichiamo di dire che questo è un crimine contro l'umanità, un aborto è un omicidio. La scienza dice che al mese, lontano da ogni ubris del concepimento, ci sono tutti gli organi già, in primis, si uccide un essere umano, senza ma e senza se. I medici che si prestano a questo sono dei sicari, e su questo non si può discutere. Si uccide una vita umana e le donne hanno il diritto di proteggere la vita, preservarne. Un'altra cosa sono i metodi anticoncettivi, questa è un'altra cosa, non confondere le due cose. Si parla adesso soltanto sull'aborto e su questo non si può discutere. Si scusa poi, ma è la verità, giusto così, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti. Ecco, Antonino, nel suo talk
vorrei che si parli tanto di questo tema e degli altri affrontati durante il viaggio di ritorno dal Belgio in Italia di Papa Francesco. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te. Il Papa fa il Papa, guai se così non fosse, cioè, ma voi ve lo immaginate un Papa che va e dice sì all'aborto? Cioè, sarebbe la fine della Chiesa Cattolica e lui stesso verrebbe cacciato via, perché un Papa che pronuncia delle eresie, che dice delle cose che sono contrarie alla dottrina della Chiesa Cattolica, automaticamente finisce per perdere il posto. Il Papa usa delle espressioni molto dure, molto gravi. Noi non siamo più abituati a queste espressioni molto dure e molto gravi. Ha il diritto di dirlo? Sì. Ha il diritto di dirlo? Sì. È un obbligo di legge fare come dice lui? No, perché uno Stato laico deve rispondere anche a quelli che cattolici non sono o che in Dio non credono. Molto semplicemente, per cui alla fine della fiera siamo sempre là. Io la continuo a pensare come Arturo Carlo Jemolo, cioè è normale che in una società multiconfessionale, eccetera, eccetera, sia necessaria una legge per disciplinare certe cose e certi problemi che in fondo alla fine riguardano solo la tua coscienza e il tuo rapporto con Dio, se ci credi. Ma ci sono delle decisioni che riguardano solo noi e sono a vita e morte, e tu puoi avere chi ti predica il suo punto di vista. Mio padre diceva, quando uno voleva fare una cosa che non condivideva: io il bene te l'ho predicato, poi dopo te lo fai tu. E qua è la stessa cosa. Il Papa dice non è un obbligo così, lui dice secondo me il bene è questo e questo io ti devo predicare, dopodiché fai tu. Anche perché io non capisco lo scandalo quando il Papa dice queste cose. Quando gli imam invece dicono certe altre cose, tutti zitti e muti. E questo mi sembra un pochettino in controsenso. Bene, noi adesso andiamo in Israele. Io ho parlato con Lucia Capuzzi, coraggiosa inviata di Avvenire, che si trova ad Haifa, e ieri abbiamo discusso del Libano di dopo Nasrallah. State a sentire che cosa mi ha detto e ringrazio molto Lucia per il suo coraggio e per la sua disponibilità. Ragazzi, potete andare. Ospite una collega che è una coraggiosa inviata di Avvenire, è Lucia Capuzzi, e Lucia Capuzzi mi parla da Israele. Stamattina, tra l'altro, anzi ieri, sul numero di domenica di Avvenire, lei ha inviato una particolareggiata corrispondenza, soprattutto sulla fine e l'eliminazione di Nasrallah. Allora, Lucia, intanto grazie del tuo tempo. E ora che succede dopo la fine di Nasrallah? Questa è la gran domanda che si stanno facendo tutti, non solo qua in Israele, non solo in Libano, non solo in Iran, ma nell'intera comunità internazionale. È evidente che l'eliminazione di Nasrallah, che con l'eliminazione di Nasrallah Israele ha superato un'altra linea rossa, che ovviamente questo non fa che far precipitare la crisi in una situazione più grave rispetto che andare verso una possibile soluzione. Vero è che nessuno però sa quale sarà la reazione dell'Iran, soprattutto appunto la palla torna nelle mani dell'Iran, se l'Iran risponderà e come risponderà, o se di nuovo gli Stati Uniti riusciranno ancora una volta a convincerlo a mantenere la risposta entro livelli contenuti e a evitare quindi la famosa escalation. È paradossale come un'intera comunità internazionale che è concorde nel non volere l'escalation della guerra, però poi nei fatti non riesca a impedirla. È ancora più paradossale perché l'amministrazione Biden in primis a non volere l'escalation del conflitto, eppure l'alleato israeliano continua a dargli poco credito. È emblematico il caso appunto del viaggio di Netanyahu a New York, in cui
doveva in qualche modo segnare il raggiungimento di una tregua, di un cessate il fuoco col Libano, invece l'ha fatto saltare 24 ore prima della partenza, arrivato a New York ha tuonato contro l'ONU e poi appunto nella stessa giornata si è data la notizia del raid su Beirut in cui è stato ucciso Nasrallah. E la situazione è davvero incerta, nessuno credo sappia che cosa potrà accadere. Credo che in questo momento appunto gli occhi del mondo siano puntati su Teheran. Ecco, infatti il problema di fondo è questo, cioè da un lato tutti ci aspettiamo questa eventuale risposta di Teheran, al che mi verrebbe da chiederti, visto anche che l'Ayatollah Khamenei a quanto pare si è andato a ritirare in una zona protetta, anzi diciamolo pure, si è andato a nascondere, ma non è che niente stavolta basteranno come l'altra volta un paio di portaerei americane piazzate una nel Mediterraneo e l'altra nello stretto di Hormuz, quindi quasi alle porte dell'Iran, per indurre Teheran a più miti consigli? Oppure potrebbe succedere davvero che per la prima volta dopo il 1981 truppe iraniane sbarcheranno sul territorio libanese? Però Netanyahu è stato chiaro, gliel'ha detto all'ONU: se ci colpirete noi vi colpiremo. Sì, il problema è che una politica internazionale non si può fare col tu mi colpisci, io ti colpisco, perché colpo su colpo qua si sta andando verso un'escalation regionale in cui nessuno sa bene che cosa potrebbe succedere, come potrebbero essere le reazioni. E il punto è esattamente questo. Finora appunto l'Iran ha mantenuto la reazione entro livelli contenuti, non ha voluto portare l'escalation all'estremo. Da settembre c'è questa appunto intensificazione degli attacchi israeliani, mentre è in discussione o era in discussione, non si sa più, una tregua per la liberazione degli ostaggi. Perché adesso? Perché ora? Qual è l'obiettivo? Che cosa si spera di raggiungere? Israele continua a ripetere di volere la propria sicurezza. È davvero questo il modo migliore per ottenerlo? È un punto su cui appunto gli stessi Stati Uniti non ci credono che sia questo il modo. Finora appunto sono stati gli Stati Uniti a farsi da garanti e a trattenere l'Iran. Ci riusciranno ancora? Riusciranno a frenare l'Iran? L'Iran non attacca perché si fa frenare dagli Stati Uniti o perché non ha le forze? È un gioco di incognite, davvero non si capisce l'evoluzione della situazione. Certo è che dimostra platealmente la paralisi della comunità internazionale. Questo è un dato preoccupante, perché nel momento in cui ogni attore, appunto, se l'unica logica diventa il se mi colpisci ti colpisco, se mi bombardi ti bombardo, come ha detto Netanyahu all'ONU, la situazione rischia davvero di esplodere, non solo qui ma in tutto il mondo. Le Nazioni Unite nascono con l'obiettivo di evitare questa logica, ma non per una tensione meramente ideale, ma perché si è visto che questa logica porta al moltiplicarsi dei conflitti e a un effetto domino dei conflitti di cui poi non si sa che cosa possa accadere. Senti, ma tu che ti trovi in Israele, ecco, la caduta di Nasrallah come è stata accolta dalla popolazione? Ovviamente la popolazione israeliana ovviamente è rimasta soddisfatta del colpo e del raid inferto a Hezbollah. Non dimentichiamo che il ciclo Hezbollah da un anno, pur a livelli contenuti, continua a colpire il confine nord, da cui 60.000 persone, più di 60.000 persone sono state evacuate, non possono tornare ancora a casa da un anno. Quindi Hezbollah è il nemico che continua a colpire. Un colpo così spettacolare sicuramente è stato visto con favore, però c'è anche la consapevolezza anche qua da parte degli israeliani che comunque non cambia la situazione della guerra, che è un'operazione spettacolare, un'operazione appunto importante quanto si vuole, che però
la situazione resta, la guerra rimane, e poi appunto viene vista da una parte con soddisfazione e dall'altra con preoccupazione, perché gli israeliani temono la reazione israeliana. Quale sarà la reazione israeliana? Spero che Netanyahu ha cercato con questo colpo di dimostrare che Israele è ancora forte, Israele sta rifendersi dopo l'umiliazione inferta il 7 ottobre. Però appunto Netanyahu non ha consenso interno a Israele, l'opinione pubblica è in gran parte contraria e l'opinione pubblica è favorevole a una tregua, l'opinione pubblica vuole finire un anno di guerra, la guerra più lunga della storia di Israele è davvero troppo, e soprattutto non si vede una strategia di soluzione per questa guerra, perché è evidente che la questione palestinese non può essere risolta per via militare. Ma allora, dopo un anno di guerra, chi è che ha vinto e chi è che ha perso? Nessuno, stanno perdendo tutti e continuano a perdere, questa è l'unica realtà. Hamas col massacro del 7 ottobre è riuscita a far distruggere completamente Gaza, a far massacrare il suo popolo, a farsi decimare e a non sapere se potrà restare al comando a Gaza o no. Israele con questa operazione ha perso il consenso del mondo, si è screditata agli occhi della comunità internazionale, ha un'economia che comunque sta risentendo della paralisi dei viaggi, continuano a morire a Gaza e continuano a morire in Libano, e soprattutto non vede raggiunto un obiettivo di maggior sicurezza, perché al momento, se l'obiettivo era garantire maggior sicurezza, non è stato raggiunto. L'esercito israeliano combatte a Gaza da quasi un anno ormai e ancora comunque Hamas non è stata completamente sconfitta, perché Hamas è un movimento, è un'ideologia che non può essere sconfitta per via militare. Ecco, ma arriviamo a una tregua. E una volta arrivati alla tregua, però, resta il fatto che, appunto, siccome Hamas non è come dici tu, un'ideologia, nell'articolo 4 del suo statuto costitutivo dice: il nostro obiettivo però è radere al suolo Israele e farlo sparire dalla faccia della terra. E quindi ogni volta cos'è? È una tregua, è in fondo l'arbitro alla box che suona il ding e per qualche momento i pugili vanno nell'angolo a prendere un po' di fiato? Certamente no. La domanda fondamentale è: nessuno rimpiange Hamas né nessuno piange Hezbollah. Il punto è come si sconfigge Hamas. Ecco. Hamas si sconfigge con una soluzione politica. Quello che manca e che è mancato per troppo tempo e che ha portato al 7 ottobre e che sta prolungando questa guerra è l'incapacità o la non volontà di trovare una soluzione politica, che c'è, è stata già fatta, è sostenuta dall'ONU, e sono i due stati. Solo l'esistenza di due stati può sconfiggere Hamas, perché Hamas smette di avere la ragione per cui è nata, cioè la resistenza, non ha più niente a cui resistere. Così si sconfigge Hamas, così si danno ai palestinesi altre alternative, così si dà sicurezza a Israele, perché è ovvio che Israele non può vivere con un nemico alle porte che la vuole distruggere, o un altro nemico dall'altro confine che appunto ha nel suo statuto la distruzione. Il punto è garantirsi sicurezza, ma la sicurezza stabile la dà un rimuovere il caos. Correggimi se sbaglio, Abu Mazen è stato all'ONU e ha parlato, infatti ha invocato la soluzione due popoli e due stati. A maggior ragione ti chiedo, Abu Mazen ha il peso politico per chiedere una cosa del genere e farla digerire anche ai palestinesi? Primo, sicuramente la risposta è no. Il punto è: non è Abu Mazen che deve farlo. In questo caso le due parti vanno obbligate, deve essere la comunità internazionale a pretenderlo, perché è stata la comunità internazionale a farsi garante degli accordi di Oslo. Quindi è di fronte alla comunità internazionale che gli impegni devono essere presi e devono essere garantiti. Quindi ci vuole una mossa forte della comunità internazionale. Secondo, ci vuole una evidente che Abu Mazen non ha più, forse non l'ha mai avuta, la credibilità agli occhi dei palestinesi per poter fare un passo simile, ma ci sono nuove leadership palestinesi.
si sa appunto, quindi il punto è un cambiamento di leadership. Abu Mazen sta al governo senza essere eletto. Netanyahu appunto nel momento in cui ci dovesse essere una tregua il suo governo cade e evidentemente a nuove elezioni io non so se potrebbe essere eletto di nuovo. Credo che l'esperienza di quest'ultimo anno sia indicativa che queste leadership non vanno da nessuna parte, però il primo passo forte lo deve fare la comunità internazionale. Lucia, senti, per concludere, ringraziandoti del tuo tempo, Haifa, dimmi. Non ho sentito la domanda. Ecco, te la sto per fare. Tra poco sarà il tramonto ad Haifa. Qual è l'ultimo pensiero oggi? Che questa terra merita pace e i suoi popoli meritano pace. È un paese bellissimo, con gente bellissima, molto migliore delle proprie leadership. Non meritano di avere questa continua propaganda di odio che viene instillato e costruito artificialmente sulla vita delle persone, e meritano di poter vivere in pace. Grazie. Grazie a te. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ora siamo di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Qui a Zoom il drive time in mezzo ai fatti, le 19, 2 minuti e 7 secondi. In questo momento avete ascoltato dall'album Automobili del 1976 Lucio Dalla cantare Intervista con l'avvocato. E noi di interviste ci occupiamo adesso con una che è una collega, che è una giornalista, una scrittrice, che è stata caporedattore della Radio Vaticana e che se ne intende come di interviste non solo a esseri realmente esistenti, ma anche a esseri immaginari o meglio defunti. Stiamo parlando di Laura De Luca, che io ringrazio del suo tempo e della sua cortesia, che torna ancora una volta qui a Zoom, e in particolare stiamo parlando delle sue interviste impossibili, che adesso però tornano a
teatro. E allora, cara Laura, buonasera, ben trovata, ci sei? Buonasera carissimo Antonino, grazie della scintillante presentazione e grazie a te dell'invito e dell'attenzione sempre costanti. Sì, evviva le interviste immaginarie, però anche quelle vere, perché tu per esempio ne fai moltissime e sai bene l'importanza dell'incontro, della conversazione autentica, anche se no, è una formula forse un po' abusata, no? Quella del dialogo, però insomma è sempre valida, è sempre fonte di spunti e di confronti. Beh, dipende anche da come la fai questo dialogo, come lo fai, come lo conduci. È chiaro che se parliamo di interviste con il microfono usato come una clava, direi francamente non è il caso. Senti, era Andy Warhol che diceva entro una data X tutti avranno diritto a 8 minuti di celebrità, è vero? Era lui. Sì, decisamente. Saremo tutti nel futuro famosi per 15 minuti, diceva lui, e aveva pienamente ragione il vecchio Andy. Che prima o poi ognuno di noi sarà intervistato o sarà un intervistatore, perché appunto l'intervista dilaga molto come genere giornalistico, no? Ha ragione da un lato perché appunto il confronto è importante, però come dici giustamente te dipende dalle domande che si pongono, dai temi che si trattano, da tanti fattori, no? Per evitare vanilotto qui, ecco, rumori di sottofondo. Insomma. No, ma sai, è che oggi come oggi le interviste sono generalmente di due tipi. Modello 1, modello della legnata, modello che io ti devo far sputare anche l'anima nell'intervista. E generalmente viene presentata come intervista verità. E io non ho mai avuto né simpatia né fiducia per quelli che fanno le interviste verità, perché molto semplicemente, come diceva il buon Enzo Biaggi, tu devi cercare in quanto giornalista la possibile verità, perché il tuo pseudonimo non è Gesù. Siccome io non firmo con lo pseudonimo di Gesù, anch'io cerco una possibile verità. Quindi non credo all'intervista verità. Credo a una conversazione onesta tra due persone che non necessariamente devono essere rapporti di stima o di amicizia, ma molto semplicemente c'è un intervistatore che cerca di conoscere la persona che ha davanti, cerca di farla aprire e nel farla aprire, insomma, si cerca anche di capire che cosa abbia in testa e che possa interessare agli ascoltatori o agli spettatori. E allora a maggior ragione chiedo a te, com'è che ti è venuta questa idea di rispolverare un genere che peraltro io trovo nobilissimo a livello radiofonico, che nacque, tu mi insegni, negli anni 70, ha avuto grandi nomi, Umberto Eco, Camilleri e non solo tra gli autori, e ora tu li riscopri con un parterre de roi a teatro che veramente tanto di cappello. Una su tutte, Milena Vukotic, prego. Sì, beh, proprio perché mi sembrava così bella questa idea, appunto è sempre molto attuale, questa delle interviste immaginarie, che non ho potuto resistere lavorando in radio dal riprendere appunto l'idea. Così è stato per una decina d'anni alla Radio Vaticana, ho seguito 10 stagioni appunto di interviste impossibili, ovviamente con un nuovo parterre di autori e di attori rispetto alla formula originaria, perché mi sembra veramente un gioco squisitamente radiofonico, tipicamente radiofonico. Non abbiamo bisogno di ambientazione, non abbiamo bisogno di costumi, di scenografie, di elementi insomma visivi, e quindi è ancora più lecito e anzi incoraggiabile l'incontro tra epoche lontane, per cui possiamo permetterci di dialogare con Socrate, con Napoleone, con Pitagora, con Cavour e via dicendo. Un gioco infinito. Io sostengo che ha un'enorme portata didattica, lo sponsorizzo ai miei amici insegnanti perché invitino i ragazzi a studiare così la storia o qualsiasi altra materia, no? Redigere un'intervista impossibile significa doversi documentare dettagliatamente sul personaggio
ma poi allenare e scatenare il proprio spirito critico per porre le domande più provocatorie, più assurde, più stuzzicanti, e appunto la ricerca di quella verità o presunta verità sul personaggio. E quindi amando la radio è impossibile non amare le interviste impossibili. Ecco. Pienamente d'accordo con te. Aggiungerei anche un'altra cosa, l'idea di poter far funzionare come si dice, poter far funzionare il personaggio storico nell'epoca di oggi, che è anche un po' il tema dell'ucronia. L'ucronia è un genere letterario che in questo nostro sciagurato paese non ha avuto molta fortuna, e peccato, perché non mancano tra l'altro gli esempi di ottime trilogie ucroniche, come ad esempio Enrico Brizzi, L'inattesa piega degli eventi, che è una trilogia incentrata attorno a questo personaggio, Lorenzo Pellegrini, giornalista, guarda caso, il quale a sua volta vive in un'Italia what if, nella quale Mussolini si è alleato con gli alleati, ha vinto la guerra, è morto nel 1960, eccetera, 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 eccetera. Sì, è la famosa storia fatta con i sé. Esatto, ma perché nel nostro paese l'ucronia non ha mai avuto successo? Appunto, perché siamo molto fedeli a questo verbo, che la storia non si fa con i sé, quindi abbiamo questo storicismo, non lo so che eredità è, crociana, non lo so, insomma, per cui dobbiamo essere fedeli appunto al racconto, pur avendo ciascuno di noi il ragionevole dubbio che il racconto storico sia sempre in qualche modo così storico per modo di dire, no? Quindi a rischio di non oggettività, questo è evidente, però questo dubbio lo mettiamo puntualmente a tacere per illuderci che il racconto storico sia inconfutabile. Non è così, e quindi l'ucronia è un gioco che dovremmo praticare più spesso, hai ragione a chiamarla, a tirarla in ballo, proprio per esercitare il nostro spirito critico, insomma, l'esercizio del dubbio, come ti pare. Esatto. Senti, ma chi sono gli eroi di questa tua avventura? Soprattutto, come hai fatto a radunare questo parterre de Rouen? Allora, quest'anno abbiamo 8, mi dispiace che stiamo parlando di una rassegna che si svolge a Roma, e quindi stiamo parlando a un pubblico milanese, ma insomma che serva magari ai colleghi di Milano anche a prendere questo spunto per praticare anche a Milano, no? Più spesso. Alcuni teatri sono stati sensibili in passato, anche a Milano, anche altrove, insomma. Certo, in teatro è difficile esportare l'intervista immaginaria, proprio perché, come dicevamo prima, qui avremmo necessità di un minimo di scenografia, un minimo di suggestione, insomma, visiva. Però l'esperienza ci ha dimostrato che se il dialogo, se la conversazione è ben scritta, c'è molto tesa, molto dialettica, non è strettamente necessario appunto avere un andamento drammaturgico, insomma, non è necessario vedere un'azione teatrale. Il parterre di quest'anno, che si articola in 8 serate, una al mese, da ottobre a maggio, prevede quindi 16 conversazioni, ogni sera ne presentiamo 2, il che significa 16 attori e un numero quasi vicino al 16 di autori. Abbiamo, non so, adesso ti posso citare Giuseppe Manfredi tra gli autori, che inaugurerà la stagione intervistando Mercuzio, personaggio shakespeariano, Ennio Cavalli, poeta e collega giornalista della radio, che intervisterà Saffo, Serena Grandi. Poi ci siamo sbizzarriti anche con personaggi immateriali. Giovanni Federico intervisterà l'intelligenza artificiale, provocando, diciamo, il piano dell'ambiguità, dell'inafferrabilità. Poi avremo, che ne so, Giorgio Colangeli che darà voce a Bonifacio VIII, visto che stiamo per aprire il giubileo. Bonifacio VIII, il Papa che per primo lanciò l'idea appunto negli anni santi. Poi avremo Pierre e Marie Curie, il coniuge di Curie, Piano Rigillo e Anna Teresa Rossini. Avremo Freud, Copernico, Pitagora, insomma veramente ci siamo sbizzarriti. E il bello è che il gioco è infinito.
Tutto ciò con la complicità, con il sostegno, con l'impegno del Teatro Tordinona di Roma. Vorrei dire proprio un grazie speciale al direttore del Tordinona, che è anche il regista di queste serate, Renato Giordano, che da tanti anni, tra mille sacrifici, eroismi proprio quotidiani, riesce a tenere in vita questo piccolo prestigioso teatro nel centro di Roma, che un tempo si chiamava Teatro Pirandello, proprio perché è frequentato da Luigi Pirandello, uno dei più antichi teatri moderni della capitale. E quindi meraviglioso. Sì, resistono ancora queste isole, ecco, di libertà creativa e di attenzione al nostro tempo. E questa è una cosa da non sottovalutare. Laura, senti, ma scrivere un'intervista è impossibile. Già ti immagino mentre scrivi l'intervista all'intelligenza artificiale, cioè a me veramente verrebbe molto, molto, diciamo così, mi tremerebbero non poco i polsi all'idea di intervistare l'intelligenza artificiale, anche perché non saprei davvero da dove cominciare. Cosa c'è? Diciamo, fino a che punto ci sei tu e poi dopo va? Bukowski dice, ecco, era tornato nel luogo magico dove sgorgano i racconti. Te come ci arrivi a sto luogo magico? Ma lo sai che non è che ti so molto rispondere, perché questa è un po' la domanda sul mistero un po' della creatività, della fantasia. Ognuno ha i propri meccanismi. Stato preciso che l'intelligenza artificiale è dovuta, l'intervista all'intelligenza artificiale è dovuta alla penna di Giovanni Federico, che ha scritto veramente un testo meraviglioso, cioè di una finezza, di un gusto, di un'intelligenza appunto umana notevole. E non lo so, io posso risponderti che vedo che il mio comune denominatore fra tutti questi testi di autori diversi risultano maggiormente riusciti laddove queste conversazioni immaginarie sono lo spunto, il motore per interrogarci sul nostro tempo. Cioè è vero che ci mettiamo a confronto spesso, per la maggior parte dei casi, con personaggi del passato, però è vero che alla fine sono loro che in qualche modo finiscono per intervistare noi autori. È vero che alla fine, ripeto, il meccanismo più efficace è quando le loro risposte diventano domande per noi stessi e ci mettono in crisi, no? Sì. E ci fanno capire dove sono i limiti del nostro tempo. Questo non necessariamente nella cifra della nostalgia, no? Perché sarebbe troppo facile, sarebbe scontato, sarebbe anche ingiusto. Non è una celebrazione dei tempi andati, non è quasi mai questo. Però è, ripeto, un capovolgimento poi alla fine di ruoli, cioè si inizia con l'intervistatore, l'autore che baldanzosamente presume di poter viscerare un segreto, un aspetto recondito del personaggio in questione, e invece alla fine la situazione gli si ribalta contro. Questa è sapienza dell'autore stesso, no? Che ovviamente utilizza il personaggio storico poi per dirsi delle cose e su se stesso e sul nostro tempo, evidentemente. E questo è un gioco molto sottile, molto anche perverso, se vuoi, no? Anche crudele verso noi stessi, però in qualche modo anche necessario, come una specie di esame di coscienza, no? Come posso dirti, no? di messa alla prova di quanto la nostra intelligenza umana resiste appunto all'autoanalisi. Ecco, ma allora a maggior ragione, qual è stato il personaggio che più ti è piaciuto intervistare e qual è quello che ti ha messo più in difficoltà? Ce ne sono tanti. Io poi sono stata. So che la domanda è scontata, però a questo punto lo voglio sapere. Non lo so, ma ce ne sono stati talmente tanti, non so, forse lo Shakespeare che ho intervistato l'anno scorso, ho intervistato William Shakespeare, perché in quel caso l'intervista è stata, diciamo, condita, accompagnata dalla lettura dei suoi sonetti d'amore. Bellissimo. E la tesi era un po' che Shakespeare si
si è sempre nascosto nei suoi personaggi, questa era la mia provocazione iniziale, per non uscire mai allo scoperto in prima persona, se non in queste poesie private, appunto i sonetti d'amore, e se non che mettendo a nudo lui, cercando di provocarlo sul fatto che alla fine era quasi un anaffettivo, no? Incapace di provare sentimenti, di condividere i propri sentimenti, alla fine che lui che ha messo in crisi me, che ha messo a nudo me sulla mia paura, no? Di mettermi in gioco sul piano dei sentimenti. Quindi sì, forse lui, anche perché lì abbiamo usato molto a piene mani, anche con l'aiuto di tanti colleghi attori, abbiamo citato molto lui, i suoi testi originali, appunto le sue poesie d'amore, e quelle sono talmente... Beh, mi verrebbe a metterti anche una pulce nell'orecchio. Allora c'è sempre quella tesi sullo sfondo che Shakespeare in realtà si chiamasse Crollalanza e fosse di Messina. A sto punto sarebbe interessante anche questo, com'è che cantava Pino Mango, Giulietta messinese e Berlina milanese, per cui già che ci siamo. Ma ti volevo dire questo, Laura, senti, se n'è andato Glauco Mari, tu mi hai fatto ascoltare una puntata di Storie, questo bel programma che conducevi alla Radio Vaticana, e mi ha colpito una frase che ha detto lui, cioè dice: stai tranquillo che il pubblico ha lo spettacolo che si merita. Allora che pubblico è quello che viene a meritarsi le interviste impossibili? Sì, lui specificava in questa intervista bellissima, una delle più belle che mi è capitato di realizzare, che non era un'affermazione razzistica, no? No. Evidentemente. Non è da intendersi in senso negativo, ma al contrario proprio come una rivalutazione del pubblico. Il pubblico ha lo spettacolo che si merita, il teatro che si merita, vuol dire che è il pubblico stesso alla fine che fa lo spettacolo giusto, e l'attore inevitabilmente, il regista, insomma la gente di spettacolo sa perfettamente quanto può spingersi e fin dove può spingersi per gratificare un pubblico. Sappiamo, insomma, questo è un po' un luogo comune, è uno scambio inevitabile, è un dare e avere, insomma, che non può non avere esiti, non può non risultare in qualche modo produttivo da una parte e dall'altra, insomma. Sicuramente. Il pubblico dell'intervista impossibile è in genere un pubblico molto avvertito, molto sensibile, molto critico di nuovo, che sa benissimo di non venire a teatro a vedere un'azione scenica, un'azione movimentata, che ne so, una commedia, ma che deve movimentare le idee, deve movimentare il proprio cervello, e quindi sicuramente, insomma, ci meriterà una conversazione vivace, insomma, anche con se stesso alla fine. È proprio questo il punto, è che ormai la gente prima di tutto non conversa con se stessa perché ha paura di scoprirsi, in fondo, no? Gli inglesi dicono late blossom the tree, albero fiorito troppo tardi, per indicare una persona che in fondo ha raggiunto una sua compiutezza dopo la quarantina. Mi pare che qui di alberi che non sono nemmeno arrivati a crescere ce ne siano anche troppi a vedere e a leggere certe cronache di questi giorni. Però tutto ciò, ecco, appunto, l'idea del dialogo con un personaggio come, ad esempio, che ne so, lo stesso Shakespeare, in questo mondo nel quale sostanzialmente ci si incontra attraverso le app, si mandano messaggi attraverso WhatsApp. Io ammetto di aver avuto negli anni universitari una nutrita attività diversificatore, cioè venivano i miei, lo confesso stasera e anche mi vergogno, perché venivano i miei compagni di università, mi dicevano: senti, c'è quella che mi piace tanto, ma perché non mi scrivi qualche poesiola che gliela mando per SMS? Devo dire che modestamente qualche volta ho anche fatto centro, non io, ho fatto centro l'altro, però funzionavano, ecco. Io veramente resterei esterrefatto all'idea di uno che va da Shakespeare e gli dice:
Senti, a Guglielmo, ma quella là mi interessa, perché non le scrivi 2 righe di quell'assestate, dai? Cioè, è anche questa idea, in fondo, se vogliamo, dell'intervista impossibile, provare a far funzionare i personaggi nel mondo di oggi. Non sarà storico, non sarà quello che volete, però alla fine è anche un modo per riscoprirli, o no? Sì, è proprio questo il gioco, è proprio questo il gioco. Ti dicevo, il confronto tra epoche lontane, metterli in un certo senso alla prova nel nostro tempo, e mettere noi alla prova a confronto col tempo loro, insomma, che cosa rimane, che cosa è ancora valido del loro tempo e che cosa noi potremmo utilizzare di quel tempo per darci una svegliata. E chi è che regge di più l'impatto e l'usura, noi o loro? Beh, dipende appunto, dipende da qui, poi c'è l'impostazione dell'autore, no? Del singolo autore. Non tutti gli autori colgono questa occasione, come io te la sto raccontando come la vivo io Sì. da autrice, no? Ma non è detto, insomma, ci sono invece autori che sono più legati al storicismo che dicevamo prima, alla fedeltà proprio alla storia così come è raccontata, preferiscono soffermarsi sugli aspetti biografici magari, quindi non è detto che in quel caso diciamo è pari e passa la cosa, per cui acquisiamo delle notizie, magari delle valutazioni più o meno alternative sull'ideologia di quel periodo, su quanto solitamente si dice su un determinato personaggio, vabbè, acquisiamo un punto di vista alternativo. Però il confronto con il nostro tempo, insomma, non sempre è un'occasione colta. Per me è il massimo della libertà, è il massimo della libertà di pensiero, quella che io stimolerei appunto nelle scuole. Perché dovrei incoraggiare dei ragazzi a intervistare Socrate o Napoleone? Proprio perché ne vedano, ne colgano, ne cerchino l'attualità, il senso del messaggio per il nostro tempo. Se no, studiare la storia, studiare la filosofia, la matematica, qualsiasi disciplina, è completamente inutile, diventa un esercizio fine a sé, rimane un esercizio fine a se stesso, una memorizzazione di date e dati che non mi serve a nulla per crescere, no? Ecco. Diciamo che anziché delirare sul tuo fratello, tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, andatevi a sentire nelle interviste impossibili di Laura De Luca e company, perché ci avete solo da guadagnare, cari ragazzi. Ma no. allora grazie, ricordiamo ai nostri ascoltatori quando è che si comincia e dove. Allora, iniziamo il 21 ottobre, lunedì, al Teatro Tor di Nona a Roma, diretto da Renato Giordano. Andremo avanti a cadenza mensile, 2 interviste per ogni mese, fino a maggio. Meraviglioso. Veniteci a trovare a Roma, oppure esportate questo modello ovunque voi siate, sperimentate la formula, praticatela, consigliatela, leggetevi le molte pubblicazioni che sono state fatte di questi testi, sia i testi originari della RAI degli anni 70 del secolo scorso, sia anche molte produzioni successive, quelle che abbiamo fatto noi, Radio Vaticana. Insomma, c'è una pubblicistica molto diffusa su Interviste Impossibili, gli autori sono stati molti e prestigiosi. Trovate, è un gioco intellettuale ed è un modo anche per imparare qualcosa in più, ripeto, e del passato e del presente. Ed è un bellissimo gioco al quale ci accingeremo a partecipare. Grazie, cara Laura. Grazie a te, caro Antonino, per la tua consueta curiosità, sensibilità e per, direi, proprio l'aspetto che ormai che non smetti di dimostrarmi. Grazie davvero, grazie a tutta Radio Libertà, un saluto e buon proseguimento. Prego, con composto rossore. Grazie. Ecco ciao, qua. grazie. Bene, ciao ecco tutti. qua. Ciao. Allora, io direi che insomma, bella roba questa delle interviste impossibili, vi dico la verità. Voi chi vorreste intervistare? Quale personaggio storico vi piacerebbe intervistare?
Io qualcuno ce l'avrei, insomma, ma anche personaggi apparentemente di secondo piano, anche diciamo così, personaggi che sembrano essere, come posso dire, inutili, inesistenti. Uno che mi piacerebbe intervistare, per esempio, è una figura che lo stesso Leonardo Sciascia ha raccontato nei suoi romanzi, gli ha dedicato qualche cosa, qualche riga. Giufà. Giufà è un po' una sorta di Bertoldo Siculo, è questo ragazzino siciliano non molto intelligente, che però in un modo o in un altro riesce a risolvere qualche enigma, ma che molto spesso finisce nei pasticci e uno vorrebbe capire se ci finisce volutamente oppure se è uno, diciamo così, molto, molto furbo. Giufà in realtà è usato cose di Giufà per dire cose di uno stupido, cose di un cretino qualunque. Mi piacerebbe intervistare qualche grande pittore o qualche grande scrittore anche dell'antichità, qualche imperatore romano. Sarebbe interessante capire le idee, per esempio, di Nerone, capire perché Nerone ha deciso certe cose, chiedergli il perché di certe azioni. Insomma, di domande ce ne sarebbero davvero tante da porre e credo che il gioco delle interviste impossibili ci trascinerebbe veramente in un bellissimo viaggio nella cultura e nella letteratura occidentale. Un altro che intervisterei volentieri, Carmelo Bene, che fu un indimenticabile Casanova nelle interviste impossibili, già che ci siamo negli anni 70. Va bene, bella gente, noi andiamo rapidamente in pausa, poi Nicola Rigliano, permettete signorina del 2014 e poi abbiamo un ospite dall'Austria e Lorella Gerace, la responsabile della Lega per l'Austria, che tra poco sarà al telefono con noi e ci racconterà come sono andate le elezioni. Restate con noi, we'll be right back, a tra poco. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio.
te la linea. Grazie Andrea. E allora, adesso noi dopo aver ascoltato Nicola Rigliano con Permettete signorina del 2014, io mi porto da Arigliano all'Austria, perché abbiamo al telefono la nostra Lorella Gerace, che è responsabile per la Lega nel mondo. In questo caso lei si occupa dell'Austria. Buonasera Lorella. Buonasera e a tutti gli ascoltatori. Ecco, io ho molta poca pratica del tedesco, l'unica cosa che so dire è Tschüss wie geht's, però Tschüss wie geht's io lo chiederei agli altri partiti, diciamo, dell'arco costituzionale austriaco, perché mi pare che stanotte qualcuno non gli è andata proprio bene. Com'è andata? No, è andata per noi benissimo, per alcuni ancora hanno il fegato ingrossato, tipo i popolari, tipo i socialisti, hanno digerito molto male questa batosta, ma volevo condividere con te, con gli ascoltatori, una riflessione. Vai. Allora, ti porto nell'anno 2000. Che cosa è successo in Austria nell'anno 2000? Furono mandati 3 saggi dall'Unione Europea in Austria quando ci fu un governo costituito da liberali e popolari, quindi l'FPÖ e l'AVP, perché la UE decise che l'Austria aveva rigurgiti nazisti, parole che oggi il nostro ministro degli esteri ha utilizzato per l'Austria, e dicevano che le minoranze etniche in Austria venivano trattate in modo inadeguato. Così mandarono i 3 saggi che restarono in Austria a indagare per settimane, e la RAI mandò una giornalista di sinistra per trovare i nazisti. Io affiancai questa giornalista per 7 giorni e abbiamo cercato questi nazisti dappertutto, ma in 7 giorni non ne abbiamo trovato nemmeno mezzo, come gli avevo detto già alla giornalista. Quindi lei se ne andò scocciata dicendo: ma gli austriaci sono distaccati, indifferenti, apatici alla politica, e se ne andò a culo torto. Ma che cavolo vuol dire? Cioè, non ci sono i nazisti e mo diventano apatici. Cioè, se trovava i nazisti invece gli austriaci partecipavano. Ma che ragionamento è, Lorella? Ma tu non le hai detto niente. Ma io mi sono divertita moltissimo, perché lei diceva: io mi sto divertendo adesso. Tu sei di destra e quindi non li vuoi vedere. E io ho detto: va bene, dimmi dove vuoi andare. E quindi lei diceva: andiamo nei ghetti, andiamo là, non li abbiamo trovati. Ebbene, dopo 24 anni siamo di nuovo punto e da capo. Qualche giorno fa la Repubblica, il giornale, gridava al lupo, se vince la FPÖ di Kikel, i liberali, la comunità ebrea se ne andrà impaurita, lascerà l'Austria. Io sono rimasta perplessa, ma da dove ce l'hanno le notizie? Ho chiamato degli amici ebrei che stanno qui in centro di Vienna e ho detto: ma voi volete scappare dall'Austria? E lui mi dice: ma perché mi fai questa domanda? Dico: guarda, il giornale italiano dice che voi siete impauriti, se vince Kikel ve ne volete andare all'estero. E lui si è messo a ridere, ma ha detto: ma assolutamente no. Quindi Repubblica va avanti e prende un frammento di una frase di Kikel in un comizio di 2 giorni fa, dove lui dice queste 2 parole, in seno a una frase, dice Gas geben, che vuol dire dare gas. Ma sì, nel tedesco dare gas vuol dire mettere energia in un progetto, tipo la mamma che ha il figlio che ha gli esami, dice dai gas e studia, ma non ha niente a che fare col gas. Ma Repubblica dice: mi vengono i brividi che il leader di destra menzioni il gas con quel passato che hanno. Scusami, ma questo è terrorismo mediatico. Cioè, ha usato praticamente l'equivalente di quando noi diciamo dacci dentro. Dacci dentro, esatto. Ma loro dice: no, questa è una cosa che è una vergogna, eccetera, senza pensare che è un'offesa per tutte quelle famiglie che hanno perso delle persone, e loro si divertono a fare queste battute a bassissimo livello.
come per esempio in Repubblica, anche altri giornali italiani, telegiornali, gridano i titoli: addio, l'Austria è sotto l'onda nera. Ma l'onda nera di che? Non ho capito. Ma come vogliamo definire una elezione democratica e libera? Vuol dire che gli austriaci hanno scelto il cambiamento, hanno scelto un'altra politica e loro cavalcano Kickel ha cavalcato gli argomenti populisti, immigrazione, terrorismo e sicurezza. Ma scusate tanto, qual è quella famiglia, quella città, quel paese dove non vuole che i figli escono e tornano a casa in sicurezza? Oppure qual è quel paese che ama il terrorismo? Io non lo so, parlo dell'Europa. Sì, certo. L'immigrazione, ma chi è che è contento di avere per la strada gente che bivacca? Non capisco perché questi argomenti debbano essere populisti, forse me lo potete spiegare voi. E questo è il giornalismo italiano sull'Austria. Quindi, cari ascoltatori, non li ascoltate, venite in Austria, nessuno è nazista qui. Qui è stato fatto tutto in democrazia. Gli rode a tutti i partiti che erano al governo. Hanno perso, sono spariti e ora non sanno più cosa fare. Ma è così, è la democrazia, è un esercizio di democrazia, quindi lo devono accettare. E io ho chiesto di parlare per dire: non leggete le frasi terroristiche sull'Austria nazista. Qua nessuno è nazista, qui si amano le pasticcerie, si ama il vivere tranquillo, ma nessuno va a caccia degli ebrei, nessuno va a caccia delle persone con i nazi skin. È veramente grottesco, è penoso, è un giornalista veramente da 2 lire. Tu che cosa dici? Beh, io sono francamente esterrefatto, perché veramente qui si viaggia su stereotipi e vere e proprie fake news, perché mi pare di capire quindi che non ci sono camion carichi di gente con la camicia nera che vanno in giro per le case a darvi l'olio di ricino. Non mi pare che abbiano le branchie. Ce li puoi descrivere questi dell'FPO, che hanno i piedi, le mani come tutti quanti, o respirano da dietro la nuca? Come sono fatti? Allora, perché guarda, davanti a queste cose uno dice: cavolo, sono sbarcati gli alieni in Austria. Allora, ieri sono stata alla festa dell'FPO e vedevo intorno a me persone contente che gioivano della vittoria, vestiti col loro vestito tradizionale che loro amano molto, c'erano famiglie, c'erano bambini, tutti si divertivano, gioivano insieme, ma molto normali, molto normali. Quindi respirano dal naso, abbiamo scoperto, molto interessante. Ecco, ma scherzi a parte, Lorella, l'FPO, ora naturalmente leggo già che sarà praticamente impossibile per l'FPO fare un governo, perché ovviamente ora ci sarà il muro democratico, perché l'onda nera, insomma, come è stato per la Le Pen in Francia, così al prossimo giro la Le Pen vince con l'80% e non con il 30% che ha preso questa volta. Ecco, a maggior ragione, dico io, cosa volevano proporre questi dell'FPO per aver mietuto un successo simile, che invece dovrebbe spingere tanti a domandarsi per quale motivo le cose sono andate male? Perché, per esempio, Roberto Giardina dalla Germania, corrispondente di Italia Oggi, dice: guardate che qua l'AfD vince perché magari il 20% che li vota, visto che li accusano di essere neonazisti, magari è neonazista davvero, ma l'80% è tutto un voto di protesta, che è un po', e grazie a Dio la Lega non è mai stata nazista, per fortuna, e manco fascista, però ricorda un po' l'Italia dei primi anni 90, in cui tanti democristiani incazzati, anche comunisti o socialisti incazzati, nel nord Italia pigliavano e votavano tutti quanti
per la Lega Nord di Umberto Bossi. Ecco, l'FPO vince per questi motivi o vince per che cosa? Allora, cioè, l'FPO prende il voto di protesta? Secondo me non è un voto di protesta, e ti spiego perché. Una parte dei nuovi votanti FPÖ sono usciti dalla Popolari, perché i Popolari si sono uniti insieme ai Verdi e hanno fatto un governo da schifo. La vita per noi è diventata carissima, carissima. Sono aumentati i prezzi quasi del doppio, ma quasi il doppio dell'Italia. Quindi la gente non vuole più essere gestita da queste persone che non sanno gestire. L'ex cancelliere Nehammer è stato cancelliere perché 3 davanti a lui hanno rassegnato le dimissioni, non sapevano più che mettere, hanno preso lui il primo che capitava, ma sicuramente non era una persona adatta a fare il cancelliere, non lo era preparato. Lui è un parvenu della politica ad alto livello, e dunque una parte dell'FPÖ è rientrata, diciamo, nella parte tradizionale di centrodestra, di destra, e poi ci sono tutti i votanti tradizionali dell'FPÖ, ma la gente è stufa. Il governo di Neham con i Verdi è stato deleterio. Ma ti faccio un esempio: i Verdi hanno obbligato il comune di Vienna a fare i semafori dei pedoni con 2 uomini che si amano o 2 donne che si amano, che si tengono per mano con un cuoricino sopra, e questo è costato €500.000. Ora ti rendi conto, c'è gente che non va alla fine del mese, ma che me ne frega a me del semaforo con uomo e uomo che si tengono per mano con un cuore nel mezzo? Ma stiamo scherzando? E la gente li ha puniti, giustamente. E quindi ieri erano tutti felici, famiglie, tutti. Poi i politici qua sono a disposizione del popolo, quindi si sono messi insieme a tutti, e fuori io sono stata scortata dalla polizia perché c'erano gli estremisti di sinistra che volevano buttare le bottiglie incendiarie. Ora io mi chiedo, ma se il popolo austriaco ha votato loro, perché devi buttare le bottiglie con il fuoco sulla festa dell'FPÖ? Non capisco. Questo è un esercizio di democrazia. Fintanto che non lo capiscono andremo sempre male. Questo sicuramente. Lo possiamo dire una volta per tutte che l'Europa si è vaccinata contro nazismi, fascismi e ismi vari? Perché voglio dire, 2 guerre mondiali ce l'avranno insegnato tutto questo o no? Ma è certo, la vogliamo finire anche con questi nazisti. In Austria hanno fatto un'epurazione incredibile. A Braunau, la casa di Hitler, è stata espropriata dalla proprietaria, è stato fatto un centro culturale perché non volevano cancellare le tracce di Hitler. Cioè, qui se uno per scherzo manda una caricatura con Hitler, rischia fino a 10 anni di carcere. Quindi cioè, è proprio all'estremo, è stato cancellato tutto. Io non capisco. I ragazzi di oggi ma mica sanno che cosa vuol dire il nazismo, sono così, non ne frega niente. Questi ragazzi di oggi sentono la musica, si trovano, vanno a bere la birra e chiuso. Non vedo nazisti, guarda, io sono qui da 35 anni, l'Austria mi ha accolto, io rispetto molto questo paese perché mi ha accolto, resto italiana, resto patriota, sono molto contenta di essere italiana, ma rispetto le regole austriache. Ed è così, e dovrebbero essere tutti così. Sì, appunto. Poi mi pare che sbaglio, siamo tutte e 2 calabresi. Sì, io sono tutta calabrese. Io sono di Vibo Valencia, per cui voglio dire. No, mio papà è della provincia di Reggio, è di Tracani. Ecco, ma che sapore ha l'anduia con lo stinco di maiale? È una fusion, come si dice ora, una cucina fusion.
sarebbe una cosa bellissima da provare. E comunque qui a Vienna c'è mangiare calabrese, vengono regolarmente i camioncini dalla Calabria che vendono olio, salsiccia, anduia e quant'altro. Ecco, l'FPO non gli alza le mani, no? Questo lo diciamo per i giornalisti di qualche giornale di sinistra italiano. L'FPO non mena i conducenti calabresi che portano salame e olio in Austria. E nemmeno fanno un'ondata nera. Non ma poi la cosa più divertente di tutto di questa cosa è che gridano al lupo in Austria e così, e poi l'Austria è piena di turisti italiani, ma se avessero paura dei nazisti non verrebbero in Austria, e invece siamo pieni di italiani in tutto l'anno, si sente parlare sempre italiano, quindi sono molto ridicoli. Ascoltatori, non li credete, venite in Austria e vedete che non ci sono nazi-skin. Ecco, allora il piacere di venire a Vienna e ci mangiamo pane e nduja davanti al Prater. Sì, volentierissimo. Allora, Lorella, solo un'ultima domanda, perché ovviamente abbiamo voluto scherzare anche su certe idee, certe valutazioni che vengono fatte dell'Austria, evidentemente con una certa partigianeria. Adesso però che cosa succede nel quadro politico austriaco? Perché comunque, voglio dire, c'è qualcuno che è arrivato primo, però l'hanno fatto scendere dal podio. E il governo chi lo fa adesso? Ora, ieri ho sentito il discorso del Presidente della Repubblica, molto sibillino. Lui è di sinistra. Lui un paio d'anni fa ha detto che lui non vuole Kicker, non darà mai l'ok al governo se Kicker. Quindi ora voglio vedere come si mette. Kicker naturalmente non si vuole dimettere. Allora succederà, secondo me, ma questa è una valutazione veramente mia personale, secondo me andranno al potere i socialisti, i popolari insieme ai Neos. E fra 1 anno e mezzo, 2 anni si va alle elezioni e allora l'FPO avrà il 40%. Probabilmente, perché poi l'elettore si infuria. Cioè, la cosa che io non riesco a concepire è proprio questa, cioè l'elettore vota, non è che tu puoi correggere quello che l'elettore ha votato se non ti va bene, perché poi l'elettore si infuria e soprattutto è la fine della democrazia. Allora il concetto che la democrazia sia libertà di scelta, fino a che punto vale? Vale solo se vincono i soliti? Sì, allora, il Presidente della Repubblica già ha cominciato a fare dichiarazioni che durerà tanto, le trattative, ci vorranno tanti mesi, non ci vogliono tanti mesi, è che nei 3 accordi che ci sono stati contatti fra l'FPÖ, cioè i liberali, e i popolari dell'OVP, l'OVP che ha preso una batosta incredibile, ha il coraggio di dire sì, noi andiamo con loro al governo, ma non vogliamo Kicker. Insomma, ma che discorsi sono? Allora la maggior parte, parecchi dell'FPO hanno detto benissimo, noi restiamo come in Francia all'opposizione e stiamo sulla riva del fiume a veder passare i tronchi che passano. Ah sì, è solo questione di tempo. Sì, no, cioè guarda, ieri parlavo con tante persone, sono venute a trovare l'FPO tante forze politiche di destra europee, anche della nostra Lega, c'ero io, c'era Bernasconi, e eravamo tutti insieme a gioire con loro, ma loro giustamente mi dicono tanto probabilmente non andremo al governo. Nemmeno tanto tristi, devo dire. Aspettano la capitolazione completa degli altri. D'altronde i popolari non hanno nessuno da mettere a capo, quindi io voglio vedere
chi ci sarà. Nehammer non vuole lasciare, ma deve lasciare. Il socialista se ne deve andare. Ci sono delle lotte interne nei socialisti incredibili, a livello italiano proprio. Quindi io voglio vedere, sai, l'FPO dice noi stiamo qua e vediamo cosa fanno fra di loro e poi decidiamo, giustamente, molto saggio direi. Lorella, io direi che tra un paio di giorni compriamo il popcorn e ci risentiamo, perché mi sa che qui ci sarà veramente da ridere. Si ride per non piangere, però. Grazie. Sì. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie del tuo tempo, grazie ancora. Allora, bella gente, io direi che per questa sera abbiamo finito, sono le 19 quasi 54. Ci salutiamo qui con i Chicago, If You Leave Me Now, 1976. Domani torniamo alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà e poi alle 20 ci sarà Aria Fritta. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.